Da almeno un decennio chiediamo che in Sicilia ci siano due nuclei sommozzatori completi H24. Allo stato attuale Palermo ha l'organico a pieno regime, Catania a mezzo servizio divide con Reggio Calabria un territorio veramente abnorme, ricordando che Catania copre 6 province con oltre 3 milioni di abitanti e qualora non ci fosse Catania dovrebbe intervenire Reggio Calabria così come è avvenuto ieri con l'ausilio dell'elicottero di Catania che ha preso i colleghi di Reggio Calabria per andare ad intervenire nello specchio d'acqua di Santa Maria la Scala, dove purtroppo uno è annegato e uno è stato salvato da un passante. Ovviamente i tempi sono molto lunghi per l'intervento di Reggio Calabria nel territorio siciliano, pertanto noi come organizzazione sindacale USB Vigili del Fuoco Sicilia non ci rendiamo complici di questa scelleratezza e chiediamo a gran voce che sia aumentato l'organico del nucleo sommozzatore di Catania e che la Sicilia abbia un'autonomia perché le criticità e le emergenze ormai si susseguono nel territorio ed è ora che finalmente si attui quello che negli anni è stato detto, cioè rendere autonoma la Sicilia di uomini e mezzi, perché non possiamo ammettere che accadono queste nefandezze nel nostro territorio.